chiamo Valentina, ho 21 anni, da grande vorrei fare la designer. Da quei 10 anni mi vedo responsabile di un grande ristorante o in Italia oppure all'estero. Mi chiamo Riccardo, ho 19 anni e nel futuro vorrei continuare l'attività di famiglia. Grandi aspirazioni di giovani promettenti, parola d'ordine, realizzare i propri sogni. È con entusiasmo che gli studenti si affacciano al mercato del lavoro, mercato che però non conoscono affatto. Ci piumbano dentro quasi per caso appena terminati gli studi superiori e non è sempre un bel risveglio. So che è difficile trovare lavoro in Italia, soprattutto quando finirò di studiare, quindi vorrei trasferirmi all'estero. L'università non mi piacerebbe molto farla perché comunque sono molti anni, minimo 3 anni. Per anni dietro ai banchi, occhi fissi sui libri, in classe ad imparare perché a scuola si studia e al lavoro ci vanno mamma e papà. Ecco allora che ad avvicinare questi due mondi arrivano gli ITS, Istituti Tecnici Superiori, un nuovo percorso non accademico ma di alta formazione professionale, 2 anni di studio e lavoro per neodiplomati, 2000 ore di attività, poca teoria e molta pratica perché sulla cattedra sale l'azienda. Le persone sono un valore così importante che investire su di loro significa anche creare conoscenza reciproca e soprattutto preparazione di lavoro, cioè se ci sono professionalità che non esistono ancora e stanno nascendo sul campo, noi vogliamo sapere quali sono perché i giovani possono essere pronti già prima che queste professionalità siano già un problema per le aziende. ITS, piccoli politecnici per grandi periti, perché di tecnici altamente specializzati il mondo dell'impresa ha grande bisogno. In Italia dobbiamo tener conto che mancano ancora 100.000 tecnici preparati nel mercato del lavoro. All'interno di questi istituti viene formato quello che noi chiamiamo il super perito. È un perito un po' particolare che ha potuto frequentare l'istituto con il 30% di tirocini aziendali, quindi grande praticità nella preparazione. E poi diciamo il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. Pensati come fondazioni private, ogni ITS viene registrato nella prefettura competente, ci sono i soci fondatori, almeno 5, e ci sono i soci partecipanti, enti pubblici e privati, che contribuiscono economicamente, certo, ma soprattutto aprono le porte ai giovani con stage formativi. Già una realtà più che ventennale in molti paesi del nord Europa, gli ITS sbarcano in Italia con il sostegno economico del Ministero dell'Istruzione. 6 le fondazioni nate in Veneto, ciascuna gode di un capitale iniziale di 500.000 euro fondi governativi, 130.000 euro fondi regionali e dei diversi contributi da parte delle aziende. Chef in cucina, sì, ma non solo. Bravi sommelier, certo, ma molto altro ancora. Artisti creativi, bravi venditori, comunicatori e tecnici esperti. Tutto questo e molto, molto di più. Sono trasversali le competenze che fanno di un buon tecnico un super perito. Perito subito spendibile nel mercato del lavoro perché espressamente richiesto dalle aziende del territorio. Da Vicenza a Padova, da Jesolo a Verona a Conegliano, 6 gli ITS, Istituti Tecnici Superiori, che a settembre apriranno i battenti in Veneto. Tra i fornelli e la sala ricevimento, dietro il bancone o sopra i libri di marketing e contabilità è all'Istituto Alberghiero e Turistico di Jesolo che si formerà l'operatore turistico di domani, perché il turismo, la prima industria del Veneto, è a caccia di nuovi talenti. Il settore cresce e cambia, non solo spiagge e montagne, non solo arte, ma anche turismo sostenibile e tradizioni locali. Ci chiedono di formare delle figure che siano in grado non solo di operare ad un certo livello all'interno della struttura ricettiva e quindi di promuovere e offrire i servizi, ma anche i servizi del territorio e quindi anche di confezionare dei pacchetti, di organizzare delle escursioni, di gestire le prenotazioni dei servizi alberghieri ma anche dei servizi del territorio, magari col web online. Tra
Tra le province di Padova e Venezia, lungo la riviera del Brenta, il distretto della Scarpa, 100 anni di storia alle spalle. Da qui oggi escono 20 milioni di paia di scarpe all'anno, destinazione il mondo intero. Nelle aule del Politecnico Calzaturiero e l'Istituto Ruzza di Padova l'impegno di creare una nuova figura manageriale, il coordinatore della collezione. Ne parla Franco Ballin, nel settore da quasi 40 anni. Il distretto del Brenta è diventato appunto il riferimento mondiale della calzatura, è stato proprio per l'investimento nella ricerca e nell'innovazione e nella tecnologia. Oggi siamo ambivi a fare un ulteriore salto di qualità. Costruire significa sempre più rispettare l'ambiente, bioedilizia, parola d'ordine per gli edili del domani, all'Istituto Belzoni di Padova, l'ITS per il Tecnico Superiore dell'Edilizia Sostenibile. Paola Carron, presidente della fondazione, porta la sua esperienza di donna manager. Io posso portare un'esperienza positiva, gli stage ho avuto sempre ragazzi e quando ho avuto ragazzi che hanno dimostrato di voler fare, di voler imparare, di avere l'umiltà di ascoltarti e la volontà, ecco, di migliorarsi, e poi alla fine sono sempre andati a buon termine, quindi ne ho assunto un 70%. Conciliare famiglia e lavoro è possibile? Basta organizzarsi, non è facile. Però ritengo che una donna debba mantenere il contatto col lavoro, perché poi i figli crescono, prendono le loro strade e una donna a 50 anni ha delle risorse incredibili che non può non mettere in campo. A Vicenza è l'ITIS Rossi ad ospitare la formazione in meccatronica, meccanica, elettronica ed informatica. Promotore Luigi Rossi Luciani, presidente di Carl Industries, azienda proiettata nei 5 continenti. Credo che il successo della Cina di oggi dipenda proprio dalla qualità delle scuole. Io ricordo che fra le prime 10 università al mondo ve ne sono 2 di cinesi. Il fatto che si laureino 1 milione di ingegneri all'anno, il fatto che la scuola cinese sia più selettiva, meritocratica rispetto alla nostra. D'altro canto noi viviamo in una società ricca, se così possiamo chiamarla, dove la gente è meno disposta e gli studenti sono meno disposti ai sacrifici e alla selettività. I ragazzi quindi devono imparare dai cinesi? Ma forse saranno i cinesi a imparare dai nostri ragazzi man mano che si sviluppa la società. Certo che con la pancia vuota si lavora di più. Professionista in movimento, è aperto al mondo quello che uscirà dopo il biennio ITS all'Ipsia Giorgi di Verona. Il mercato chiede un nuovo operatore di trasporto e logistica per Giorgio Adami, autotrasportatore di 4ª generazione. Lo sbocco è garantito. Verona ha fortunatamente una posizione geografica favorevole per quello che è lo sviluppo della logistica. Si trova all'incrocio di corridoi 1 e 5 della nuova Europa, quindi c'è un fiorire di attività nell'ambito della logistica, ci sono aziende importanti europee di logistica che si stanno insediando a Verona, quindi un ragazzo che investe il suo tempo studiando nella logistica, investe il suo tempo per trovare lavoro immediatamente appena esce dall'ambito scolastico. Sulle colline di Conegliano Valdobbiadene, tra gli antichi vigneti e nelle aule della scuola enologica Cerletti, si formerà il tecnico di controllo e gestione della qualità, nuova figura professionale per un settore in continua crescita. Ettile Carpenè della storica casa spumantistica parla ai giovani. Beh, io al giovane consiglio intanto di non cercare un lavoro per la vita. Cioè, si parla tanto di precariato eccetera, ma il futuro è quello. E poi deve essere disposto a lavorare sul serio, non alle 8 ore al giorno, e non a voler lavorare a un passo dalla sala da pranzo della mamma. Oggi, se si vuole trovare lavoro, bisogna essere disposti a muoversi, a sacrificarsi, soprattutto a lavorare con passione. Il lavoro non è solo un mezzo per sbarcare il lunario, ma è un mezzo per collaborare con l'azienda che dà il lavoro. Allora lo si trova molto più facilmente, si fa meno fatica e si fa anche carriera.